Io auspico che ci sia un intervento di carattere governativo centrale, perché questi provvedimenti un po' a macchia di leopardo poi sono difficili da controllare nei territori. Sono sempre di più i sindaci, anche nella Marca Trevigiana, che in queste ore stanno firmando ordinanze che prevedono l'obbligo di mascherine all'aperto nei loro territori. Ma per il presidente della provincia Marcon sarebbe importante che la decisione venisse presa dal governo con un provvedimento uguale per tutto il territorio nazionale. Siamo tutti in attesa delle vacanze natalizie, quindi insomma, si attendono cittadini da fuori dei propri territori e sarebbe difficile magari oppure non bello multare qualcuno che non è consapevole che proprio in questo territorio c'è l'obbligo dell'utilizzo della mascherina. Intanto sul fronte Green Pass e trasporti arriva dal ministro Giovannini una proposta sul modello di quanto attuato per il Dolomiti Superski, ovvero di introdurre nel biglietto o nell'abbonamento il certificato verde per agevolare i controlli. Se questa è una strada che consentirà di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto a coloro che sono abbonati e che attestino di essere anche green passati, passatemi questo termine, è una strada da valutare.